Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda le notizie sulle prime pagine dei quotidiani di oggi sono logicamente incentrate sulle nuove restrizioni del DPCM che vanno a colpire dei settori economici già molto provati e che hanno anche dovuto spendere molto per potersi mettere in regola e poter riaprire in tutta tranquillità. Inoltre Zaia fa sentire la sua voce perché dice che le regioni in questa fase non sono state minimamente ascoltate. Per quanto riguarda invece la cronaca locale, ci sono le lamentele per i ritardi sulla circolazione automobilistica dovuta ai lavori sul fiume sul Trezze e le rimostranze per il degrado in cui sta il cimitero di Valli. A te la parola, buona giornata. Allora, buongiorno Mauro, ciao, Ciao Andrea, buongiorno a tutti. grazie per la tua presenza. Doveva venire anche Paolo Bonfà dei 5 Stelle, il capogruppo, ma al momento non lo vediamo e noi iniziamo intanto. Allora, beh, insomma, c'è poco da guardare. La notizia del giorno ovviamente sono le nuove norme perché questo mezzo lockdown, questo diciamo lockdown parziale, praticamente in sostanza è stato un po' ridotto perché fortunatamente alcune attività non verranno chiuse la domenica, in pratica i ristoranti, i bar chiuderanno alle 18 di oggi, proprio il decreto parte da oggi, praticamente dal giorno 26, lunedì 26 ottobre. Però ci sono stop a piscine, cinema, stazioni sciistiche, restano aperti i parrucchieri, estetisti, negozi. Tu che sei anche un rappresentante delle forze dell'ordine, hai dato un'occhiata più approfondita a questo nuovo DCPM? Sì, diciamo che ho dato un'occhiata un po' più, diciamo, approfondita a un documento che è stato redatto anche dalla Lega delle Autonomie Locali, che sintetizza molto bene anche le cose principali. Ecco, ovviamente i dubbi sono moltissimi, ma non tanto da parte mia o anche da parte mia, ma comunque dei ristoratori in particolar modo, perché si sentono fortemente penalizzati sul fatto che a mezzogiorno uno può andare in ristorante a mangiare, mentre dopo le 18 non può più andare. Dico, se un ristoratore, le domande che si fanno anche loro, perché qualcuno mi ha anche scritto, mi ha detto, ma se noi rispettiamo tutti i, i protocolli, adesso ci saranno massimo 4 persone a tavolo, per tavolo, non più 6 come era prima, fino a poco tempo, pochi giorni fa, fino a ieri, però se noi rispettiamo tutti, ripeto, i protocolli, perché alle 18 dobbiamo chiudere? Non possiamo rispettarli anche alla sera quei protocolli, anche perché questi esercenti, queste attività commerciali, ma comprese le palestre, le piscine, hanno speso anche soldi per adeguarsi ai protocolli. Quindi mi riferisco alle pulizie, all'igienizzazione di tavoli, delle sedie, all'igienizzante delle mani, a tutte queste cose che prima non erano obbligatorie, adesso sono obbligatorie. Allora abbiamo speso soldi, ci siamo messi in carreggiata, abbiamo rispettato tutto perché adesso ci devono punire con la chiusura alle 18. Ecco, queste sono tante domande e tanti dubbi. Non è neanche semplice perché quando il Presidente del Consiglio parla di attività essenziali, come fanno a dire qual è un'attività essenziale? Ecco, perché è essenziale anche, secondo me, poter lavorare, avere il diritto di poter lavorare, di guadagnare, di mantenere la propria famiglia. Quindi per me tutte le attività possono essere considerate essenziali se da quell'attività ne scaturisce uno sostentamento per la propria famiglia. Quindi non è semplice questa situazione e vede come sempre le forze dell'ordine in mezzo a quella che è la popolazione, praticamente queste persone, questi esercenti che verranno colpiti da questo lockdown, diciamo loro, e lo Stato e il governo che emana questi DPCM. Ecco, non sarà semplice il nostro lavoro perché abbiamo già visto a Napoli, a Roma, a Torino, mi sembra per questa sera organizzata un'altra manifestazione senza simboli di partito, ma che inneggia alla libertà, insomma, a questa disobbedienza verso questi DPCM, insomma, che non sono ovviamente, secondo la maggioranza dei cittadini, corretti e giusti. Non è semplice, ecco, la situazione, però... Però c'è da dire una cosa, adesso guarda, io non voglio fare il filo governativo per carità, perché non capisco. Tra l'altro, oltre ai ristoratori sono, diciamo, sono fortemente penalizzati totalmente i teatri, è una cosa onestamente, quella onestamente
devo dire la verità, mentre per i ristoratori, ovviamente pur comprendendo il disagio, diciamo che è una formula, perché comunque se la gente va meno al ristorante in pratica, perché ovviamente la manovra è quella, e ovviamente ci saranno meno dovrebbero esserci in teoria meno assembramenti, quindi se ci sono il 10% di assembramenti meno, il calo dell'epidemia dovrebbe diminuire, anche perché c'è la speranza che sta cosa duri praticamente per un mese e quindi per salvare il Natale, questa è la speranza. Ma i teatri sono veramente completamente tagliati fuori e in realtà il pericolo di contagio per il teatro e l'attività teatrale è di gran lunga inferiore, perché praticamente la gente arriva, gli misurano la febbre una alla volta, hanno i posti distanziati, devono prenotare prima, ed è per loro un colpo veramente mortale, e lo è anche per tanti ristoratori, per carità. Ma mentre i ristoratori, bene o male, magari c'è quello che riesce a fare l'asporto, c'è quello che lavora a mezzogiorno, e questi qua proprio chiudono barca a brocchino. Adesso qua Ma i teatri, bravissimo, sì, i teatri, ma come se pensiamo anche le piscine e le palestre, le piscine è già un po' più, chiaramente c'è già più un contatto, no? Diciamo tra persone, però ripeto, anche le palestre, le piscine, sono tutte attività che comunque si regolano su quello, famiglie che lavorano su quello, quindi la situazione non è semplice, non è neanche semplice decidere a livello nazionale, a livello di governo, per carità, però ci sono troppe incongruenze, insomma, anche perché, ripeto, io sono stato a Roma, come sai, abbiamo fatto la diretta quando ero a Roma alla manifestazione in Piazza del Popolo. Sono tornato con il Frecciarossa e sono dimezzati i posti interni. Il Frecciarossa su ogni sedile, no? Ci sono 2 sedili, due di fronte all'altro, no? C'è una persona e una persona, quindi 2 al posto di 4. Però quando sono arrivato a Piazzale Roma, ho preso il pullman che mi ha riportato a Chioggia e lì non c'era nessun distanziamento in pullman. Quindi andiamo a vedere anche tutti i trasporti pubblici locali. Quindi, ripeto, mi sono trovato distanziato in treno, distanziato nella piazza, sono arrivato a Venezia, non ero distanziato in pullman, ero seduto in fianco a un'altra persona. Hai capito quello che è il problema? Tutti con la mascherina, per carità, però andiamo a vedere anche queste cose. Poi c'è da dire però che io ieri sera ero un attimo in giro attorno alle 8, sono passato davanti a alcuni bar e c'erano la maggior parte dei ragazzi, dei giovani, con la movida assolutamente vicini, proprio vicini, e la maggior parte era senza mascherina. E non è che non c'è l'epidemia a Chioggia, perché purtroppo No, c'è. sono un numero in aumento di, per fortuna, quasi tutti asintomatici, ma non tutti asintomatici. Perché per esempio sono a conoscenza di un ristoratore che è ricoverato a Dolo ed è, da quel che mi dicono, in terapia intensiva. E questo ristoratore, io lo conosco benissimo, una persona assolutamente, non mi sembrava che avesse qualche, non lo possiamo sapere ovviamente, qualche patologia particolare, adesso è in ospedale, quindi ho un altro amico che ha la figlia che lavora, un Chioggiotto che ha la figlia che lavora a Milano, nello studio dove lavorano sono più persone praticamente, e questa ragazza è stata contattata da una delle sue colleghe che avevano mangiato qualcosa 2 giorni prima, o il giorno prima, adesso non mi ricordo, me l'ha spiegato. Questa l'ha chiamata e ha detto: guarda che sono positiva, controllati. E subito lei ha avuto tutti i sintomi del coronavirus, è rimasta in casa, è andata avanti numerosi giorni e nella società dove lavorano mi ha detto, dopo, sai, sono voce, una persona sarebbe proprio morta in questi giorni e un'altra è ricoverata in terapia intensiva. Quindi non è che la malattia non c'è, non gira, sta girando, i contagi aumentano, è vero che ci sono tanti asintomatici per fortuna, ma è anche vero che non sai cosa ti tocca, cioè voglio dire, è un'incognita. No, non sai mai come possa reagire il tuo organismo, il tuo fisico, magari il tuo organismo non sai di avere magari un problema e quello ti va a colpire proprio quel problema che va ad aggravarsi. Ecco, qui, ripeto, la situazione non è facile neanche da gestire. C'è anche sul sito del Quirinale c'è che Mattarella ha convocato anche lo Stato Maggiore dell'Esercito, adesso non ricordo l'esatta denominazione, proprio per il 27, per parlare anche appunto di questa situazione. Quindi probabilmente si aspettano, mi auguro di no, chiaramente penso e spero che prevalga sempre
il buonsenso comunque degli italiani come un popolo pacifico, specialmente nei confronti delle forze dell'ordine. Non facciamoci magari tirare per quelle immagini di violenza contro la polizia che abbiamo visto a Napoli, a Roma, perché lì magari erano gruppi di teppisti che hanno approfittato di questa situazione per attaccare le forze dell'ordine e quindi anche lo Stato. È giusto che comunque le associazioni di categorie protestino, però se c'è una pandemia e c'è un problema sanitario veramente mondiale, è chiaro che un governo, uno Stato deve prendere le proprie precauzioni. Ecco, io sinceramente darei comunque la possibilità a tutti i ristoratori di poter quantomeno lavorare con l'asporto. Ecco, in modo che allora dico se ecco, in modo che allora dico se questo è consentito con la sport, scusami. Ma bisogna vedere se sono già organizzati, insomma, perché all'inizio, al primo lockdown, avevano liberalizzato con l'asporto per tutti i ristoranti. Adesso bisogna vedere si devono riorganizzare per l'asporto, chiaramente, che magari devono riacquistare vaschette, tutte queste cose qua che serviranno. Quindi però l'asporto, ripeto, è consentito. Mi auguro che qualche ristoratore dica che il gioco valga la candela, ecco, perché chiaramente con l'asporto vuol dire potresti far meno di camerieri, ma comunque il personale in cucina devi pagarlo, e con l'asporto chiaramente il costo, o meglio il guadagno, sarebbe nettamente inferiore rispetto a poter avere le persone sedute al tavolo. Certo. Quindi, e poi ci però sono l'asporto, perdonami, l'asporto uno può andare nei locali a prendere la pizza oppure il... sì, l'asporto sì. Quindi io vado a prendere la macchinetta, vado a finire alla pizzeria, io ordino le pizze, me le vado a prendere, me le possono dare comunque. Entri con la mascherina, mani igienizzate, esci con la pizza, paghi e esci. Ripeto, l'asporto è quello che vai a prenderlo, no? Bisogna vedere se magari che non chiudano ancora di più, che dicono solo che è consentito solo la consegna a domicilio. Allora la persona non si muove proprio più di casa, come il primo lockdown che abbiamo passato, ecco, e c'erano i ristoratori o le pizzerie che ti portavano le cose sotto casa, insomma, quindi era proprio per non farti più spostare da casa. Io dico una cosa, anche state molto attenti anche quando andate nei supermercati. Se potete, veramente, utilizzate comunque i guanti in lattice per toccare il carrello. Ecco, perché se questo virus appunto rimane anche vivo nelle superfici, in molti supermercati ho visto che hanno messo l'igienizzante addirittura con la carta Scotex per igienizzare appunto il carrello, però voi nel dubbio utilizzate comunque lo stesso i guanti in lattice se andate al supermercato, e utilizzate ovviamente sempre la mascherina. Se prendete la frutta e la verdura, non utilizzate i guanti in lattice che avete addosso, mettete sopra quelli i guanti che ci sono nella zona dell'ortofrutta, insomma, ecco. Quindi sono piccole accortezze che dobbiamo cercare di imparare ad utilizzare ancora come eravamo abituati a fare nei mesi di marzo e aprile, insomma, e maggio. Ecco, io vorrei porre l'attenzione a un altro titolo che è puntualmente sulla scuola in difficoltà, caos didattica a distanza, oltre il 30% dei studenti rischia di stare indietro, praticamente il DCPN prevede per le scuole di navigare online e la didattica appunto online per il 75% degli alunni delle scuole superiori, e quelli in presenza arriveranno dopo le 9. Allora, io su questa cosa vorrei dire che praticamente sì, non sono perfettamente a conoscenza delle difficoltà, comunque sappiamo che le difficoltà sono enormi, c'è veramente il rischio che tante famiglie rimangano indietro perché tanti, oltre a non avere una buona connessione, hanno anche, diciamo, difficoltà a avere un portatile, col telefonino è difficile poter, insomma, già avendo una bella attrezzatura, una buona connessione, un buon computer, già lì è difficile, parliamoci chiaro, seguire bene, diciamo, le lezioni soprattutto per dei ragazzi giovani. Ma l'attenzione mia, che mi permetto di dire ancora una volta, è che nessuno si offenda, sulla stupidità di cercare di bloccare le connessioni 5G, che sarebbero veramente una possibilità enorme per tutti. Altri paesi come la Cina stanno andando avanti, e c'è un titolo appunto che la Cina si sta muovendo a superpotenza con questa tecnologia. Qua non si capisce perché, per colpa di qualcuno che ha messo qualche fake news, siamo ancora indietro. Vorrei ricordare che anche il Comune di Chioggia aveva bloccato, che poi non aveva nessun titolo,
perché la competenza è dello Stato e non dei comuni, aveva bloccato l'installazione delle antenne. Per fortuna le stanno installando, però al momento il 5GC se ne parlerà, chissà, forse tra un anno e mezzo. No, il discorso della didattica a distanza è appunto rivolto al discorso agli studenti delle superiori, quindi licei, istituti tecnici, professionali. Lì è probabilmente anche per evitare il trasporto pubblico appunto la mattina, quando ci sono i pullman locali, i bus che sono strapieni di studenti. Ecco, è proprio per evitare questo. Qualcuno mi ha scritto anche se può andare in regione, in Trentino, in Friuli, nel Lazio. Allora, al momento c'è ancora la libera circolazione, però il governo in questo DPCM fa una forte, cioè, raccomanda vivamente di spostarsi solo per questioni di lavoro, di studio, salute e necessità vere. Ecco, quindi se voi siete dal Veneto e vi trovano in Lombardia, per assurdo potete essere andati a trovare anche un amico, però se non è proprio necessario questo spostamento, raccomandano vivamente comunque di limitare gli spostamenti solo per le cose di necessità vera. Ecco, quindi potete intanto, se volete, andare, se avete ancora una doppia casa, chi ha la fortuna di averla in montagna, potete anche prendere e andare il sabato o la domenica lì, però evitate, diciamo, questi contatti. E l'unico modo, ripeto, per isolare questo virus sarebbe proprio l'isolamento. Ecco, purtroppo è brutto da dirsi, ma è così. No, veramente. Quindi mi appello sempre comunque al buon senso delle persone e esprimo comunque, credimi Andrea, solidarietà nei confronti delle tantissime attività commerciali che con un secondo lockdown, se in questo mese non ci sarà un calo dei contagi, rischiano veramente di chiudere, perché 2 lockdown nello stesso anno sono devastanti a livello economico per moltissime attività che si sono salvate fino ad ora. Ecco, leggo un altro titolo che c'è sul Gazzettino, perché anche i giornali ovviamente ripetono quello che ovviamente la gente... Un'antenna da scacco ai progetti urbanistici, praticamente hanno installato un'altra antenna a Marghera, un nuovo ripetitore in via delle macchine, mette in dubbio i progetti di riqualificazione. Ma scusa, voglio dire, è pieno di antenne ovunque, voglio dire. Marghera non mi sembra che sia, voglio dire, un centro storico, tanto per... Capisco qualche critica c'è stata anche lì strumentale, parlo di Chioggia, che sono quelli che hanno fatto un sacco di meraviglie per le antenne che sono all'interno del campanile del Duomo, all'interno, non si vedono. Adesso la sovrintendenza ha proprio dato l'indicazione, le hanno coperte in pratica, quindi praticamente per vederle bisogna che uno con lo zoom di una telecamera abbastanza potente vada a vederla in pratica. E però per il ponte sul Vena in ferro è realizzato diciamo vicino alle chiese dei 500, voglio dire, questi qua non lo vedono, cioè proprio è una solidità. Senti Mauro, io direi di chiudere velocemente questa rassegna, visto che siamo cominciati un po' in ritardo e il lunedì è pieno di intenso di cose da fare. Se vuoi terminare con qualcosa che ti interessa particolarmente, visto che in questi giorni voi delle forze dell'ordine avete questa ulteriore incombenza e anche sarete anche in difficoltà, voglio dire, perché andare per i locali a verificare che sia tutto in ordine, ovviamente c'è la paura della sanzione, ovviamente, perché tante volte è difficile effettivamente per un gestore di un bar o di un ristorante prendere la gente e cacciarla fuori in maniera così un po'... Certo, ma per questo guarda, ti ringrazio Andrea che mi ha dato questo assist. Io ricordo a tutti che le forze dell'ordine non è che vivono sulla luna, sono persone che lavorano, magari molti in monoreddito, ripeto, figli di operai, quindi non siamo certamente i figli di papà, la maggior parte. Quindi i problemi li conosciamo, però dobbiamo svolgere comunque al meglio il nostro lavoro. Per questo mi appello alla popolazione e anche agli esercenti di usare sempre comunque un buon senso. Capiamo anche il momento difficilissimo che stanno attraversando, cerchiamo di usare molto buon senso anche noi, l'abbiamo utilizzato sabato di 2 settimane fa e anche penso ieri sera, che so che c'era magari anche un altro controllo ieri sera e sabato sera, scusa, per il centro di Chioggia per controllare appunto i locali, la movida. Adesso con questo stop alle ore 18 la movida praticamente è stroncata sul nascere, perché alle 18 la gente non potrà più andare in bar a bersi lo spritz. Ecco, quindi indirettamente...
i residenti di zona Piazzale Europa I residenti di Viale Piazzale Umbro Europa, stapperanno loro esatto, le bottiglie questa volta. esatto, in questo momento saranno felici appunto perché si eviteranno ovviamente tutte quelle latrine a cielo aperto di questi giovinastri che scorazzano per la nostra città, insomma, ecco. E l'unica cosa che ti dico anche è che come FSP abbiamo chiesto adesso ai dirigenti dei compartimenti delle specialità della polizia e al questore di dotare di termoscanner o termometri di infrarosso tutti gli uffici di polizia, perché purtroppo molti uffici di polizia sono ancora sprovvisti di questo strumento che è quantomeno necessario come primo step, primo controllo di un eventuale utente che entra nei nostri uffici, quantomeno per misurare la febbre, perché non è possibile andare in qualche supermercato, in qualche negozio, non voglio fare pubblicità a nessuno, per carità, ti misurano la febbre e entri in un ufficio di polizia e non viene misurata la febbre. Ecco, a Chioggia siamo già dotati di questo strumento, per carità, lo avranno visto sicuramente i chioggiotti che se ne sono recati lì per fare un passaporto, però, ripeto, buon senso per tutti, cercare di capire che le forze dell'ordine sono lì per garantire la sicurezza di tutti per il rispetto dei regolamenti, delle leggi. Però non scagliatevi contro, non prendetevela contro di noi perché noi stiamo facendo anche il nostro lavoro, il nostro mestiere. Cerchiamo di usare anche noi il buon senso, andare con tranquillità. Se un locale è aperto alle 18.05 nessuno ti verrà a fare la multa perché alle 18.05 non è ancora aperto il locale. Chiaro che la gente dovrà uscire lentamente e poi il locale andrà chiuso, insomma, ecco. Io mi appello alla gente, insomma, al buon senso della gente e all'educazione, insomma, che ci vuole in questi casi. Ok, grazie Mauro, buona giornata, buon Grazie inizio Andrea, giornata. ciao, Ciao, un buona abbraccio, giornata. ciao, grazie, Ciao grazie. ciao.